Open Days per la conoscenza degli ITS, gli istituti tecnici superiori, che partiti l'anno scorso hanno già avuto dei riscontri molto positivi poi a livello di occupabilità, è vero Assessore? Sì, abbiamo un'occupazione, in realtà un mese dal diploma molto vicina alla piena occupazione, perché i pochi decimi che ci mancano sono in realtà ragazzi che continuano gli studi. Si tratta di un'istruzione tecnica superiore importante in cui si mettono insieme tante competenze, le scuole, le aziende, la regione, in una fondazione che in stretto rapporto con le imprese costruisce dei percorsi di studio capaci appunto di garantire occupazione. Riguardano diverse materie, sono in tutta la nostra regione. La regione li finanzia in modo importante, però c'è anche l'intervento degli esterni e credo che si rappresentino proprio una buona pratica della nostra regione, un modo per rafforzare quella che è la partnership con il territorio e garantire occupazione stabile e di qualità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Abbiamo bisogno di lavoratori della conoscenza, abbiamo bisogno di far crescere la qualità del processo produttivo. Tutti questi percorsi sono percorsi che vanno in questa direzione e gli Open Days saranno appunto l'occasione per tutti gli studenti e le studentesse della nostra regione di conoscere questi percorsi e perché no di decidere di andare in questa direzione.